Domenica ha avuto inizio con un buon successo la festa di San Michele. Ci sono state le auto sportive che si sono esibite, ma il programma non è ancora finito. Ricordiamo gli appuntamenti che ci saranno giovedì, venerdì, sabato. Sì, allora giovedì alle ore 18:30, alle 6:30 di pomeriggio nella chiesa della Batiola un bel convegno sul centro storico, su quello che non si è potuto fare fino adesso e su quello che si potrebbe fare facilmente. Ce lo verrà a spiegare direttamente il sindaco di Ganci, dove lui ha fatto delle cose meravigliose, ci spiegherà come ha fatto. Verranno pure delle persone da Favara che porteranno il progetto Favara, dove hanno comprato un intero complesso turistico nel centro storico di Favara, dove lo stanno trasformando in qualche cosa di bello. Poi la sera ci sarà la corrida e quindi si ballerà, si canterà, eccetera. Mentre poi venerdì avremo uno spettacolo bellissimo condotto da Margherita Trupiano, dove ci sarà il ricordo per Giancampione. 16 gruppi musicali di tutta la Sicilia verranno per ricordarci e a cantare solamente Giancampione. All'interno di questa manifestazione il premio Giovanni Alessi a Giusi Parolino e medaglia d'oro per l'Angelo del Giavellotto con il premio Giovanni Alessi. Sabato una bella commedia di Martoglio, San Giovanni è decollato, si riderà a Crepapelle, quindi venite a divertirvi con noi. Domenica mattina ci sarà il primo raduno delle Ferrari, 20 Ferrari da tutta l'Italia, di cui 2 da Maranello, con un camion enorme che sarà bellissimo, più forse delle Ferrari, questo camion da Maranello, e ci sarà questa spianata lungo tutto Agrigento e poi si fermeranno nel nostro centro storico di Agrigento in via San Girolamo. Poi la sera ci sarà la fiaccolata e ci saranno i giochi d'artificio. Lunedì per ultimo ci sarà Monsignor Francesco Montenegro per la festa della polizia, quindi tutta la questura è da noi, siamo felici di ospitarle da noi finalmente, e poi la sera Monsignor Carmelo Ferraro per la conclusione della festa. Vi aspettiamo tutti numerosi a venirvi a divertire con noi nel centro storico Agrigento. Vivete il centro storico!